Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci troviamo davanti a un'opera costruita come un enigma, la figura femminile allegorica di Giovanni Serodine. Al centro del dipinto compare una donna circondata da numerosi oggetti. Nulla sembra essere stato inserito per caso. Ogni elemento possiede un significato e può diventare un indizio utile per scoprire chi sia davvero la protagonista. Non ci troviamo infatti davanti al ritratto di una persona reale. La donna rappresenta un'idea astratta alla quale il pittore ha dato un volto, un corpo e dei gesti. È ciò che nell'arte viene definito un'allegoria. Nel tempo sono state proposte diverse interpretazioni. Alcuni studiosi hanno riconosciuto nella figura la malinconia, uno stato dell'animo tradizionalmente associato alla riflessione e alla creatività. Altri hanno pensato invece a una personificazione della scienza. L'ipotesi più convincente porta però verso un'altra identificazione, la filosofia. Per comprendere questa lettura dobbiamo osservare attentamente gli oggetti che riempiono la scena. Troviamo innanzitutto una sfera armillare, antico strumento formato da cerchi che rappresentano idealmente il movimento degli astri. La sua presenza rimanda allo studio del cielo e quindi all'astronomia. Accanto compare un liuto. Lo strumento rappresenta la musica, arte fondata sull'armonia, ma anche su precisi rapporti matematici. Il compasso richiama invece la geometria e la capacità di misurare e costruire forme. Con esso compare l'archipendolo, uno strumento utilizzato per verificare l'inclinazione dei piani, legato quindi alla matematica e all'architettura. Nella scena sono presenti anche alcuni libri aperti. Le loro pagine alludono più in generale allo studio, alla conoscenza e alle diverse scienze. Astronomia, musica, geometria, matematica, architettura e sapere scritto. Gli oggetti sembrano quindi riunire intorno alla donna le arti liberali, cioè quelle discipline considerate fondamentali per la formazione dell'uomo. Ma perché dovrebbero essere raccolte proprio intorno alla filosofia? Nel pensiero antico e medievale, la filosofia non era una disciplina isolata dalle altre. Rappresentava la ricerca della conoscenza e offriva gli strumenti necessari per comprendere il mondo. Poteva quindi essere considerata il fondamento comune dal quale le diverse arti e scienze ricevevano ordine e significato. A chiarire questa interpretazione intervengono soprattutto due gesti. La donna si preme un seno, come se volesse offrire il proprio latte. È un'immagine simbolica. La filosofia nutre le arti, le alimenta e permette loro di crescere. La conoscenza diventa così qualcosa di vitale, non una teoria distante, ma un nutrimento indispensabile. Nella mano sinistra, però, la figura regge anche un bastone di comando, simile a uno scettro. Questo secondo attributo completa il messaggio. La filosofia non si limita a nutrire le discipline, ne rappresenta anche il vertice, la guida e la regina. Tenerezza e autorità convivono così nella stessa figura. Da una parte la donna offre nutrimento, dall'altra governa il mondo del sapere. Giovanni Serodine costruisce quindi il dipinto come un sistema di simboli. Non ci consegna una risposta scritta, ma ci invita a ricostruirla attraverso l'osservazione. Prima di allontanarci, proviamo a percorrere ancora una volta la tela con lo sguardo, dalla sfera armillare al liuto, dal compasso all'archipendolo, fino ai libri aperti. Tutte le strade sembrano condurre alla figura centrale. Forse è proprio questo il messaggio dell'opera. Discipline apparentemente lontane tra loro possano trovare nella filosofia un'origine comune, una guida, un nutrimento. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.